Soffre e rischia il Venezia nel derby col neopromosso Cittadella, che ha subito dimenticato la brutta sconfitta della scorsa settimana. Dopo soli 3 minuti un pasticcio difensivo tra l'eroe di Coppa Italia Conte e il portiere Brivio regala alla squadra del Cittadella il primo vantaggio. Per pareggiare il Venezia deve aspettare il 28esimo, quando una punizione di Foglio viene deviata da Migliorini nella sua porta, spiazzando il portiere Capecchi. Ma è sempre il Cittadella la squadra più vivace. Al 13esimo della ripresa, infatti, Zanon di testa trova la deviazione vincente per battere Brivio per la seconda volta. Al 39esimo Valtolina salva il Venezia, saltando più e meglio degli altri su un cross da sinistra di Bettarini. È sempre crisi al Genoa. Derby inedito alla Sant'Elena, derby spettacolare con il Cittadella di Glerian 2 volte in vantaggio sui più blasonati avversari. Padovani subito in gol, cross, Conte anticipa Brivio e Pedone non riesce a liberare. Rivediamo l'incomprensione della difesa lagunare con Pedone che tenta inutilmente di evitare il gol. Da qui in poi è un monologo veneziano, 16esimo, lungazione al limite conclusa da Marasco, alto. Al 29esimo il pareggio ancora su autogol, punizione di Foglio, tocca Migliorini che spiazza il suo portiere. Al 39esimo Bettarini reclama un rigore per questo intervento di Giacomin. Nella ripresa parte forte il Cittadella, punizione di Ghirardello, Brivio devia. Il Venezia risponde con Di Napoli, ma l'attaccante mette incredibilmente a lato. E al 14esimo il Cittadella va di nuovo in gol, punizione, salta più alto di tutti Zanon, 2-1. Il Venezia si riversa in attacco, ma è ancora pericoloso il Cittadella, prima con Ghirardello che colpisce la traversa, poi con Rimondini che impegna Brivio. Nervosissimo in panchina Prandelli. Il Venezia insiste con i cross, De Franceschi non centra alla porta, ma al 39esimo arriva il pareggio. Traversone, si inserisce Valtolina appena entrato che segna il 2-2. Rivediamo la stoccata vincente del centrocampista lagunare che dà al Venezia il meritato pareggio. I ragazzi hanno fatto veramente una buona partita, ma come l'avevamo fatto anche domenica con il Piacenza. Oggi siamo stati bravi, forse anche fortunati, lui è stato forse anche Venezia perché abbiamo avuto l'occasione anche di andare sul 3-1. Penso sia stata una bella partita, giocata da due belle squadre e poi alla fine forse era giusto che non vincesse nessuna delle due. Cos'è cambiato per il Cittadella rispetto alla partita di debutto? Perché qui abbiamo fatto dei gol e al debutto non abbiamo fatto gol. Ho sentito diverse critiche, a parte che io leggo pochissimo i giornali, però il lunedì hanno chiamato i miei giocatori degli scolaretti, dei policini, ma io dico che sono dei policini con due cuori grandi come una casa. Cesare Prandelli, cosa non le è piaciuto questa sera? Ma non mi è piaciuta la frenesia. Abbiamo avuto per diversi tratti della partita una supremazia e una superiorità sulla fascia. Però siamo stati troppo precipitosi, abbiamo sbagliato molto spesso l'ultimo passaggio. Venezia secondo lei ridimensionato dopo questa partita? Forse è meglio così, possiamo lavorare con un po' più di umiltà, possiamo lavorare pensando agli errori, pensando di migliorare.